L'Italia è divisa per aree e la Sicilia è stata inserita fra le regioni arancioni. Boom di positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, mentre Agrigento segna più 52. Manifestazione ad Agrigento davanti alla prefettura, i commercianti contestano la serrata imposta dal governo nazionale. Il primo a non gioire il governatore Musumeci, in totale dissenso con il governo Conte. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il Premier Conte illustra il nuovo DPCM in vigore da domani, venerdì 6 novembre. Vediamone uno stralcio. La situazione appare particolarmente critica. Il virus da noi, ma anche in tutta Europa, sta circolando, sta correndo, forte, anche violento. Nell'ultima settimana monitorata, dal 19 al 25 ottobre, il numero di nuovi casi è quasi raddoppiato rispetto alla settimana precedente. E infatti l'RT, che come sapete segnala la capacità di trasmissione del virus, è aumentato sino a 1,7. Parliamo di una media nazionale, quindi vuol dire che ci sono alcune regioni che hanno un RT ancora superiore. Per questo abbiamo distinto l'intera penisola in 3 aree: gialla, arancione, rossa, ciascuna con proprie misure restrittive. Tutte le misure che vi riassumerò entreranno in vigore venerdì, a partire da venerdì, perché ho voluto differire la loro entrata in vigore di un giorno per consentire a tutti di disporre di un tempo congruo per organizzare le proprie attività. Partiamo dall'area gialla, con criticità moderata. In quest'area, all'esito dell'ultimo monitoraggio, rientrano le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, province di Trento e di Bolzano. Passiamo all'area arancione, con un livello di criticità che possiamo definire medio-alta. Anche in quest'area rientrano le regioni. Anche in quest'area ci sono delle regioni e sono la Puglia e la Sicilia. Anche qui è vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo anche qui comprovati motivi di lavoro, necessità, salute. In aggiunta, ecco, vedete, le misure diventano via via più restrittive. Qui è vietato spostarsi in entrata e in uscita da una regione all'altra e da un comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità, e da un comune all'altro ci si può comunque spostare per usufruire di servizi, di attività non disponibili nel comune di abitazione o di residenza. E anche in questo caso raccomandiamo di evitare spostamenti che non siano necessari nel corso della giornata. Attenzione, in queste regioni chiudiamo anche bar e ristoranti 7 giorni su 7, che possono però operare per l'asporto fino alle ore 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Ancora, a queste regioni si applicano, le regioni arancioni, le seguenti misure previste anche per quelle gialle. Le indico per maggiore chiarezza di chi ci sta seguendo. Giorni festivi e prefestivi chiudono i negozi all'interno dei centri commerciali, sempre ad eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole. Chiudono anche mostre e musei. Anche qui è prevista la didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado, fatta eccezione per studenti disabili in caso di utilizzo di laboratori. Le lezioni in presenza rimangono per le scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Le attività didattiche alle università si svolgeranno anche qui necessariamente a distanza, salvo che per le matricole e per attività di laboratorio. E ancora sono sospese tutte le prove preselettive, le prove scritte che si svolgono in presenza per concorsi pubblici e privati per abilitazioni professionali, con alcune eccezioni come i concorsi, le abilitazioni di medici, operatori sanitari o della protezione civile. E anche qui, per i mezzi di trasporto pubblico, è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico. Anche qui sono sospese le attività riguardanti scommesse, giochi, videogiochi anche nei bar, nelle tabaccherie, e continuano a rimanere chiuse piscine, palestre, teatri, cinema,
mentre rimangono aperti i centri sportivi. E poi ci sono le regioni dell'area rossa con criticità alta. Sulla base dell'ultimo monitoraggio dell'ordinanza appena firmata dal Ministro Speranza vi rientrano Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. A queste regioni si applicano misure ancora più restrittive. In questo caso è vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e di salute. Quindi va da sé che non ci si può spostare da una regione all'altra né da un comune all'altro. Anche qui chiudono bar e ristoranti, ma l'asporto è consentito sino alle 22, non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio. Chiudono anche i negozi, fatta eccezione per quelli riguardanti i generi alimentari, i beni di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie e tra i servizi della persona restano aperti parrucchieri e barbieri, anche le lavanderie. Negli uffici pubblici si lavora in presenza solo per attività indifferibili, altrimenti si va in smart working. Per la scuola, in questo caso la didattica a distanza è prevista, oltre che per la scuola secondaria di secondo grado, anche per le classi di seconda e terza media. Restano quindi aperte solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari, la prima media. Avrete notato che non ci sono regioni ricomprese in aree verdi. La pandemia corre ovunque, quindi non ci sono regioni, territori che possono sottrarsi a questi nuovi regimi di misure restrittive. Il nuovo DPCM, l'ho già anticipato, entrerà in vigore venerdì 6 novembre sino al 3 dicembre. Tutte queste misure entreranno insieme venerdì prossimo. Già questa settimana porteremo in Consiglio dei Ministri, dovremo farcela già domani sera, un nuovo decreto legge che consentirà la pronta erogazione di indennizzi agli operatori economici colpiti da queste nuove misure. È un decreto che si aggiunge a quello appena adottato, lo possiamo chiamare un decreto ristori bis. Anche questa volta punteremo a erogare benefici da accreditare direttamente sugli IBAN, sui conti correnti degli operatori economici direttamente colpiti da queste misure, tramite l'Agenzia delle Entrate, insieme ovviamente ad altre misure di sostegno che pure adotteremo. Ci aspettano ancora mesi lunghi, difficili, rispettando però le regole. Con l'impegno di tutti possiamo raffreddare la curva epidemiologica e recuperare un margine di serenità. È un percorso che dobbiamo compiere tutti insieme, sorreggendoci, sostenendoci gli uni con gli altri. Grazie. La Sicilia è stata inserita fra le regioni arancioni per il rischio Covid-19 nell'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, una decisione da subito contestata. Eugenio Cairone. Assurda e irragionevole per Musumeci è la scelta di Conte di relegare la Sicilia nella zona arancione ed esplode la rabbia con una protesta che ci sta tutta se non arriva una spiegazione scientifica. Quello che si voleva è un'intesa con la regione che invece non c'è stata. Se il governatore della Sicilia si dice amareggiato, la satira va oltre e per qualcuno ci sarebbe anche il 22esimo parametro, cioè quello delle amicizie tra governo di Roma e regioni. Senza una legittima giustificazione dei provvedimenti presi, rimane il dubbio che qualcosa non abbia funzionato se alla Campania, con 55.000 positivi rispetto ai 18.000 della Sicilia, viene riservato un trattamento completamente opposto. E c'è pure il Lazio che fa discutere, con i suoi 2.317 positivi di ieri rispetto ai 1.100 siciliani. Eppure anche il Lazio l'ha scampata. E allora bisogna fare chiarezza o rivedere tutto. A fare la voce grossa è anche il presidente dell'Ars Miccichè. Non lo voglio neanche pensare, dice che Lazio e Campania siano state classificate regioni gialle perché dello stesso colore politico della maggioranza che sostiene il governo. Miccichè chiede a Conte di tornare in TV per spiegare perché le regioni più colpite dal Covid sono quelle meno colpite dalle decisioni del governo.
Una bufera politica in atto che non può essere lasciata senza risposte. È chiaro che a tutti interessi la tutela della salute, ma che ci sia qualcosa legata alla difficoltà di cure in Sicilia potrebbe essere a questo punto l'unica giustificazione. E qui subentra la responsabilità di chi dal mese di marzo si è limitato alle parole e alle promesse di creare strutture idonee, promesse ovviamente inutili. Esercenti in piazza contro i provvedimenti del governo. Ad Agrigento la protesta organizzata dal movimento Italia si desta. L'iniziativa è a cura di Sabrina Turano. Il nostro direttore Arturo Cantella. Manifestazione oggi qui in prefettura Italia si desti. Perché avete scelto questo slogan? Dunque, questa associazione fondata da me è a proposito chiamata Italia si desti, nel senso Italia svegliati. Dobbiamo cominciare a reagire ad una serie di situazioni che ormai in modo anomalo stanno conducendo l'operato di molti lavoratori che sono veramente frustrati, vessati da tutti questi continui e repentini cambiamenti. Oltretutto mi fa piacere oggi rappresentarli perché ho diverse specificità tra la palestra e bistrò, ristoranti, danza, teatro, perché sono quelle maggiormente colpite e non si capisce bene perché. E con quale criterio? Visto che comunque, ribadisco, assicurano sicurezza, assicurano disciplina perché si agisce mediante prenotazione del personale, no? E dell'utenza, che hanno avuto delle spese non indifferenti perché si sono muniti di tutti quegli strumenti necessari atti a poter aprire l'attività e quindi sanificazioni eccetera per mettere tutti in sicurezza. Si comincia proprio da questi lavoratori, sembra quasi un atto punitivo, ecco, a me dispiace dirlo, però oggi siamo qui in concertazione, i lavoratori, le specificità, per concertare unitamente, speriamo con il prefetto e mercoledì con il sindaco e arrivare con una cabina di regia a contestare la cosa dal Presidente della Regione Musumeci. È molto importante oggi aderire all'incontro col Prefetto e spiegare e fare capire al Prefetto le nostre oggi problematiche. Io qui ho portato, che presenterò al Prefetto, gli incassi del mese di agosto, di settembre e di ottobre e qui si noterà benissimo, quindi lo vedrà anche il Prefetto, il calo dell'80% che abbiamo avuto in questi 10 giorni. Da domani scatta il nuovo DCPM, ancora più cali. La nostra pizzeria è gestita dalla mia famiglia, ha 8 dipendenti assicurati. Abbiamo un importo di una dichiarazione dei redditi che scade il 16 agosto come tutti i commercianti. Abbiamo il pagamento del stralcio che scade il 10 di dicembre e non c'è un margine di discussione di poterla rinviare. Rigorosamente si deve pagare e non si discute. Contributi da pagare per 8 dipendenti a somma un totale di 27.000 euro da pagare e qualche 100 euro. Lo presenterò al Prefetto, il Prefetto si farà carico che è lo Stato, lui è lo Stato, non posso andare a Roma, lui mi deve garantire, o lei scusa. Purtroppo abbiamo un asino vestito da cavallo che oggi è un governo e si dice in detto siciliano che prima o poi deve arragliare. È la verità, non lo dico io, si dice, si vede, si tocca con mano, si fiuta a distanza di pochi metri. Speriamo che questo problema del Covid si risolverà, speriamo che la scienza e gli scienziati risolveranno subito questo problema, onde evitare una paralisi totale della città e di tutto il mondo. È dal mese di marzo che stiamo subendo questa chiusura, le persone, i clienti sono più presi dalla paura che da altro e ci sta mettendo, anzi siamo già in ginocchio per via di tutte queste costrizioni che il governo ci ha emanato. E il discorso è, onestamente, i miei istruttori, i miei collaboratori dal governo hanno avuto un ristoro, ma quello che non abbiamo avuto sono i gestori, i proprietari di palestre. Non abbiamo avuto completamente nulla, tra l'altro è un diminuendo di clienti perché le persone non vengono più in palestra a iscriversi, quindi noi per fare numeri per fare incassi abbiamo bisogno di numeri. Con quelle poche persone che vengono non riusciamo più neanche a pagare le spese di gestione.
E il problema è questo. E poi tutti questi paletti che mettono per avere qualche piccolo rimborso o qualche piccolo ristoro, è assurdo completamente. Ecco perché siamo qua a manifestare questo malessere. Nonostante tutto, devo dire che ai miei collaboratori qualcosa è arrivato, ma quello che non è arrivato è proprio ai proprietari, alle palestre, sul vero senso delle parole. Non hanno avuto completamente nulla. Cioè, ci sta venendo proibito di lavorare, che è un diritto, voglio dire, che fa parte dei principi fondamentali della Costituzione, per cui inopinabile e non dovremmo neanche essere qui a discutere, voglio dire, ci stanno togliendo la dignità del lavoro. Sono 52 nuovi casi di coronavirus nell'Agrigentino, secondo il consueto report fornito dall'ASP. Le persone guarite sono 18, i ricoverati 2. È deceduta una persona. I tamponi effettuati sono in tutto 315, sempre secondo quanto fatto sapere dall'ASP. I soggetti positivi sono in totale 1070. Le persone che hanno sconfitto il virus sono in tutto 395, deceduti per via del Covid sono 27. Le persone in trattamento domiciliare sono 688, i ricoverati sono 82, nel dettaglio 61 in ospedale, 21 in strutture a bassa intensità di cure. Ed adesso diamo voce ai commercianti. Il nostro direttore Arturo Cantella. La Sicilia, come si è appreso ieri, è stata classificata come zona arancione dal governo italiano, per cui saranno tante le limitazioni che i cittadini e gli esercizi pubblici subiranno, tra cui la chiusura dei bar, vietati gli spostamenti tra i comuni. Stamani abbiamo chiesto ad alcuni cittadini cosa ne pensano. Domani siete chiusi, cosa ne pensa di questo provvedimento come baristi chiusi? Cosa ne posso pensare? Siamo in alta marea. La Sicilia è arancione, se lo aspettava questo? No, non ce l'aspettavamo, confronto con la Campania che era dietro di noi. Sì, è stato un bel colpo pesante la decisione. Però come bar sarete chiusi, insomma? Sì, assolutamente non sarà la stessa cosa, perché qua fuori avevamo le piazzette, i tavoli, le persone tranquillamente prendevano il caffè qua, mangiavano anche al di fuori per i pranzi, non ci sarà assolutamente niente, ma cerchiamo di recuperare, di salvare il salvabile. È assurdo che si sa che a Napoli ci sono stati in tutta la Campania tantissimi casi, qua in Sicilia molto meno e noi siamo ma purtroppo non possiamo fare un granché, anche con gli scioperi secondo me non ottiene tanto. Speriamo che Musumeci invece dal canto suo ottenga qualcosa di importante. Siamo all'interno di questa sala da barba, voi sarete chiusi o aperti domani? Siamo aperti, questa volta siamo aperti, per questa volta ci siamo salvati. Vi aspettavate una chiusura? Insomma, cosa ne pensa di questi nuovi provvedimenti che interessano magari altre categorie lavorative? L'avevamo pensato di essere chiusi, invece ci hanno lasciati aperti perché siamo arancione, come si dice. Speriamo che non diventiamo rossi e continuiamo a lavorare perché abbiamo di bisogno. La Sicilia è chiusa, è stata... La Sicilia è secondo lei non è eccessivo? Da una prima ricognizione penso che sia eccessivo, però non ho gli elementi, i 21 elementi che ci sono per giudicare. Penso che che la Sicilia sia abitata da persone anziane come me. Un'altra cosa che penso che forse ci mancano le strutture, i sanitari, nel senso il personale sanitario. Credo che non ci sia, ma sono tutti elementi che non conosco. Musumeci ha detto che è ingiusta, è eccessiva insomma. Ma anch'io penso che sia eccessivo, perché facendo un riferimento alla Campania mi pare che effettivamente sia eccessiva. Sono complessivamente 3.600 i posti letto dedicati alle cure del Covid-19 in Sicilia, previsti nell'incremento dell'assistenza sviluppato dall'assessore regionale alla salute e condiviso con il comitato tecnico scientifico. C'è il servizio. Sono complessivamente circa 3.600 i posti letto
dedicati alle cure del Covid-19 in Sicilia previsti nell'incremento dell'assistenza sviluppato dall'assessorato regionale alla salute e condiviso con il comitato tecnico scientifico. I posti individuati in strutture pubbliche e private di tutto il territorio siciliano comprendono terapie intensive, degenze ordinarie, ricoveri in strutture dedicate alle cure in bassa complessità. Lo sviluppo del piano fortemente voluto dal governo Musumeci ricalca una proiezione dell'andamento epidemiologico per singole aree con una soglia di stress maggiorato rispetto all'attuale situazione pandemica nell'isola, ma soprattutto tiene conto del mantenimento dell'assistenza sanitaria per le altre patologie non Covid. La Sicilia infatti è una delle regioni che al momento non ha sospeso le cure diverse dal coronavirus, ne ha ridotto gli interventi programmati. Sono previsti 2 scaglioni temporali, 15 novembre e 30 novembre, entro i quali saranno approntati i posti letto da parte delle aziende del sistema sanitario regionale. In particolare le terapie intensive raggiungeranno all'ultima scadenza 416 posti dedicati esclusivamente al Covid, a cui potranno aggiungersi posti di terapia subintensiva convertibili a seconda delle eventuali necessità. Le degenze ordinarie raggiungeranno 2384 ricoveri dedicati, mentre saranno 812 posti letto a disposizione nelle strutture a bassa complessità. Nei territori delle città metropolitane particolarmente interessate dal contagio da Covid-19 sono previsti complessivamente 251 posti di terapie intensive e 1502 per i ricoveri ordinari. La restante dotazione è stata distribuita nelle altre province della Sicilia. A completare l'offerta sanitaria anche il contributo delle strutture non ospedaliere dedicate alla pandemia sul modello dei Covid hotel attivati dalla regione siciliana già nell'aprile scorso, adoperati da soggetti in quarantena o in isolamento, turisti eccetera. È particolarmente significativo infatti l'apporto dei centri per le cure a bassa complessità dedicati a quei pazienti che non necessitano di un ricovero in ospedale pur avendo bisogno di assistenza sanitaria. Tali strutture sono già operative in larga parte del territorio regionale, vanno ad integrare l'intera proposta studiata dalla regione per fronteggiare l'emergenza tuttora in corso. Per la prima volta il processo e percorso formativo e professionale dei medici specializzandi viene regolamentato grazie a un'intesa sottoscritta dalla Regione con le 3 università siciliane. Sono chiamate a pieno titolo ad affrontare le piccole e grandi emergenze sanitarie. Vediamo. Per la prima volta il percorso formativo e professionale dei medici specializzandi viene regolamentato grazie a un'intesa sottoscritta dalla Regione con le 3 università siciliane, sedi di facoltà di medicina e chirurgia. L'accordo approvato da una delibera del governo Musumeci disciplina infatti le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi che ormai sono chiamati a pieno titolo ad affrontare le piccole e grandi emergenze sanitarie. Come è noto, la crisi innescata soprattutto dalla pandemia sta facendo emergere ulteriormente la mancanza di medici specialisti in ogni ambito, così la Sicilia, grazie alle fattive collaborazioni dei rettori degli Atenei di Palermo, Catania e Messina, è corsa ai ripari velocizzando le procedure che consentono ai giovani professionisti di prestare servizio in corsia, mantenendo contemporaneamente gli standard formativi. Tra gli elementi di maggiore innovazione contenuti nel documento il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita dagli specializzandi proprio durante l'emergenza Covid-19, con la possibilità di recupero del percorso formativo attraverso appositi piani integrativi e il recepimento delle norme di maggiore favore, anche economiche, per consentire il proseguo delle attività negli ospedali siciliani. Grazie a questa intesa, commenta il presidente della regione Nello Musumeci, stiamo assicurando al nostro sistema sanitario un'iniezione di nuove energie professionali tanto utili per fronteggiare meglio la pandemia, ma c'è di più. Superata l'emergenza coronavirus, i giovani medici specializzandi a partire dal penultimo anno di specializzazione potranno fare accesso in corsia con più facilità. Ciò consentirà alla sanità siciliana di tenere stabilmente in considerazione queste professionalità e di evitare anche di disperdere altrove quel patrimonio di cervelli che si è formato nei nostri atenei.
Atenei, i rettori siciliani hanno sottolineato l'importanza del percorso di specializzazione anche in relazione al livello di qualità formativa che devono possedere nuovi contrattualizzati. Esprimiamo soddisfazione, evidenzia il rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari, per questo accordo tra Atenei e Regione. A maggior ragione, in un momento come questo, drammaticamente segnato dalla pandemia, è fondamentale la collaborazione tra istituti per rafforzare e sostenere il sistema sanitario e per porre grande attenzione alla formazione dei nostri specializzandi che contribuiranno con impegno e preparazione a tutelare la salute di tutti. L'Università di Catania, sottolinea il rettore Francesco Priolo, si è mostrata subito disponibile a collaborare con la Regione e in particolare con l'assessorato alla salute, specie in questo momento di grande difficoltà per la Sicilia e per il Paese. In questo modo i nostri giovani medici possono mettersi a disposizione e fornire un contributo fattivo nella lotta al Covid-19, come già fanno tanti nostri colleghi medici impegnati in prima linea, che desidero sempre ringraziare. L'accordo raggiunto permette inoltre a tutti loro di proseguire la propria formazione sul campo e di entrare subito in contatto con il sistema sanitario. Prosegue, afferma invece il rettore Salvatore Cuzzo Crea, l'intesa collaborazione tra la Regione Siciliana e l'Università di Messina, grazie alla sinergia con l'assessorato alla salute e gli Atenei siciliani, sigleranno un accordo che permetterà di raggiungere ancora una volta importanti obiettivi con l'approvazione dell'intesa che regola le modalità di formazione, agevola l'accesso nei reparti degli specializzandi delle università della nostra regione. Saremo in grado di colmare la richiesta di un numero maggiore di medici in ogni settore ospedaliero, una necessità che si è acuita a causa dell'emergenza che stiamo affrontando. Come sempre siamo pronti a dare il nostro apporto al territorio e lo facciamo consapevoli della qualità dei nostri specializzandi. Parliamo adesso di bambini e Covid, ma soprattutto di come comportarsi. Vediamo. Stiamo vivendo un periodo particolare, per certi versi anche di paura, durante il quale i nostri usi e costumi abituali sono stati completamente stravolti. È un periodo in cui la comunicazione assume un'importanza fondamentale, più di qualsiasi altro periodo deve essere puntuale e responsabile. Ed è proprio attraverso l'informazione che noi possiamo acquisire tutte le norme comportamentali indispensabili per proteggerci da questo virus. Ma se noi adulti in qualche modo possiamo informarci e comunque sopportare anche questo periodo così delicato, lo stesso non vale per i bambini, per i quali ci vuole un'attenzione particolare e ci vuole un'informazione particolare. E proprio per questo ho pensato di rivolgermi ad un'amica che chiaramente non possiamo avere nello studio, non l'ho potuto raggiungere, ma mi ha inviato un video con i contenuti di come bisogna comportarsi con i bambini, e proprio dalla genuinità, dalla innocenza dei bambini che probabilmente possiamo cogliere anche noi qualche bellissima nozione. La bella notizia è che sono proprio i bambini quelli che riescono a superare meglio queste situazioni. Infatti essi hanno imparato che non è attraverso il pensiero fisso che si superano le difficoltà. Sanno che ci sono delle regole, che queste regole vanno rispettate, ce ne parlano, ci forniscono degli esempi, ci rimproverano qualora non rispettiamo queste regole e poi tornano tranquillamente a giocare. Gli adulti invece spesso in queste situazioni entrano in panico. Questo non fa altro che generare stati di ansia e abbassare le difese immunitarie. Infatti proprio nelle situazioni di stress viene liberato il cosiddetto ormone dello stress, cioè il cortisolo. Allora come possiamo fare? Sicuramente dobbiamo mantenere la calma in quanto non possiamo modificare gli eventi. Lorenz Cohen nel suo libro Le paure segrete dei bambini ci fornisce un esempio bellissimo. Ci parla dei pulcini, che sono degli animali che di fronte ai pericoli, quindi alle paure, entrano in stato di freezing. Per mezzo di questo stato di congelamento si fingono morti al fine di scampare ai loro predatori. Così egli provò a fare un esperimento che consistette nell'inserire un pulcino spaventato in una scatola insieme ad un pulcino non spaventato. Il pulcino non spaventato si muoveva liberamente.
Così il pulcino spaventato imitò i suoi comportamenti, arrivando alla conclusione che sicuramente non c'erano dei predatori nei paraggi se l'altro pulcino si muoveva liberamente. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. 20 tonnellate di alimenti raccolti dai Lions siciliani. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Dai Lions Sicilia 20 tonnellate di generi alimentari alle famiglie bisognose dell'isola. È stato questo il risultato della generosa raccolta di derrate alimentari promossa lo scorso sabato 31 ottobre dal distretto Lions Sicilia in concomitanza con 46 supermercati di 21 città siciliane. Condividere il cibo è un atto d'amore, lo slogan che ha mobilitato i volontari del Lions Club. L'iniziativa dei Lions Sicilia è ispirata a un sentimento di solidarietà verso gli esclusi, gli emarginati che in questa stagione di difficoltà stanno crescendo di numero e tuttavia scelgono di non farsi censire dai servizi sociali dei comuni. I generi alimentari sono stati distribuiti alle famiglie bisognose tramite la Caritas, le parrocchie, l'Associazione Misericordia, la Croce Rossa, la Missione Speranza e Carità di Fratello Biagio Conte a Palermo. La raccolta di generi alimentari dei Lions siciliani rientra nel service Aggiungi un posto a tavola, che si concluderà il 21 marzo del 2021 con un pranzo solidale in numerose città. Il distretto Lions Sicilia si è voluto farsi carico di un'emergenza crescente, quella del sostentamento alimentare, che nella nostra regione sta diventando un problema primario. Encomiabile si è rilevato l'altruismo della gente comune, pari all'impegno profuso dai soci Lions, che si sono oltremodo prodigati con serietà, passione e sacrificio. Un ringraziamento anche alle tante persone che non hanno esitato a donare qualcosa alle famiglie in difficoltà, ha commentato Mariella Sciammetta, governatore del distretto Lions Sicilia, ai soci Lions e alla delegata al service Daniela Cannarozzo. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha incontrato in municipio il comitato di quartiere Fontanelle Insieme. I componenti del direttivo al completo hanno illustrato quelli che sono i principali problemi del quartiere. È stato detto che il comitato è apartitico ed opera in sinergia con le realtà del territorio. Fontanelle è diventato ormai una città nella città, con i bisogni di un grande centro abitato che nel corso degli anni ha subito la latitanza delle amministrazioni comunali. Esiste anzitutto il problema del decoro urbano, mai affrontato, ma è reale il rischio creato dai muri pericolanti. Il sindaco Miccichè, come d'altronde è abituato a fare, ha prestato molta attenzione alle richieste del comitato e si è detto disponibile a recarsi a Fontanelle a breve, dove la gente spera che finalmente si possa voltare pagina. Intanto arrivano dal comune di Agrigento segnali di distensione dopo una campagna elettorale in cui si è sentito di tutto. Il sindaco ha usato molto garbo e signorilità, ad esempio, nel rispondere a delle accuse sui rifiuti. Chi mi accusa sulla situazione igienico-sanitaria della città a 2 settimane dal mio insediamento, dice Miccichè, di fatto accusa la vecchia amministrazione e non mi sembra giusto accusare in questo momento chi non si può difendere. Tra i settori in crisi causa Covid c'è quello degli autobus turistici. Vediamo. Sono previsti degli indennizzi, ma è poco, diciamo, per quello che noi dobbiamo andare ad affrontare come spese, anche restando fermi, perché noi purtroppo siamo stati penalizzati dal punto di vista che abbiamo dei mezzi nuovi da pagare e quindi bloccando l'imponibile del leasing noi continuiamo a pagare gli interessi, continuiamo a pagare le assicurazioni sui mezzi perché dobbiamo garantire le assicurazioni alle società di leasing e quindi per noi è una spesa che è tra virgolette inutile perché i mezzi sono fermi da febbraio, per noi da novembre dell'anno scorso perché ogni anno la stagione a ottobre si ferma, però da febbraio-marzo con questo nuovo decreto siamo completamente fermi, anche se a noi le istituzioni dicono che non abbiamo un obbligo di restare chiusi come per esempio i bar dopo le 18, noi possiamo camminare anche di notte, di giorno senza problemi, però i passeggeri non viaggiano. Noi facciamo un servizio per un'utenza turistica che in questo momento è venuta a mancare,
probabilmente mancherà anche per il 2021. Abbiamo avuto la chiusura delle scuole e quindi delle gite di istruzione e quant'altro, e anche il servizio scolastico, scuola bus con le famiglie. E inoltre c'è da considerare che nell'ultimo DPCM abbiamo avuto pure una riduzione dei posti. Ipoteticamente noi su un bus da 50 andiamo a mettere solo 25 persone, su un bus da 40 ne dovremmo mettere solo 20, per cui quanto dovrebbe costare una gita, dico, ipoteticamente, o un trasporto? C'è da considerare anche il deprezzamento dei veicoli, perché un veicolo che rimane fermo un anno senza fare nessun trasporto, al di là delle mancate entrate derivanti dal lavoro, manca pure la quota di ammortamento e di deprezzamento e di valutazione del veicolo stesso. Cosa chiedete alle istituzioni? Allora, c'è da chiedere solo una cosa, perché tutto quello che loro ci promettono fondamentalmente intanto non viene mantenuto, ma fondamentalmente a noi sarebbe opportuno dare il mancato fatturato dell'anno 2020. Il mancato fatturato, tutte queste piccole cose per noi sono solo, esclusivamente briciole, zollette di zucchero per farci stare tranquilli. Avevamo denunciato negli anni scorsi i ritardi e il lassismo rispetto alla via Don Blasco, che riteniamo un'opera fondamentale, un'arteria importantissima per lo sviluppo e per il futuro di Messina. Però allo stesso tempo reputiamo indispensabile evitare la macelleria sociale che il sindaco De Luca sta provocando con la vicenda della Rifotras. Infatti con l'esproprio del terreno dove insiste questa azienda, che ha oltre 50 anni fra l'altro e dove lavorano appunto 22 persone, si è creata una situazione tragica e in questo momento già drammatico di pandemia credo che tutto quello che nessuno voleva in questo momento, c'è ulteriore danno, ulteriore crisi, ulteriore fame, perché di questo si tratta, si parla del pane delle persone. Quale poteva essere la soluzione? No, quale può essere ancora una soluzione, perché nonostante il silenzio e l'assoluto atteggiamento che noi respingiamo del sindaco De Luca, crediamo indispensabile l'apertura di un tavolo. Infatti saremo ricevuti più tardi in prefettura, perché noi crediamo che o una piccola variante al percorso o la delocalizzazione della Rifotras devono essere messi in campo, perché non è possibile perdere 22 posti di lavoro con quello che significa dal punto di vista sociale, dal punto di vista di tutto quello che significa in una realtà come la nostra. Quindi da questo punto di vista non ci fermeremo. Purtroppo questa è l'ennesima decisione avventata del Comune a cui siamo abituati, ne abbiamo visti in tema di lockdown, e il fatto che siamo davanti alla Prefettura e che abbiamo scritto una lettera al Prefetto e al Ministro Lamorgese significa che l'unico organo che ci può aiutare è appunto il Prefetto e il Ministro. Una cosa è la procedura espropriativa, per cui ci siamo opposti innanzi al Tribunale amministrativo regionale. Il Comune non ha atteso la conclusione, che pure si poteva avere in tempi brevi con un'istanza di prelievo, quindi in corso di un'opposizione in cui abbiamo contestato tutte le illegittimità che i sindaci precedenti e quello attuale ha messo in essere per questa povera ditta, ha preso la forza pubblica e con la sua forza pubblica e con un'azione muscolare è arrivato e ha chiuso un'azienda che stava lavorando. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.